Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Padre Pio, tu sei vissuto nel secolo dell'orgoglio e sei stato umile. Padre Pio, tu sei passato tra noi nell'epoca delle ricchezze sognate, giocate e adorate, e sei rimasto povero. Padre Pio, accanto a te nessuno sentiva la voce, e tu parlavi con Dio. Vicino a te nessuno vedeva la luce, e tu vedevi Dio. Padre Pio, mentre noi correvamo affannati, tu restavi in ginocchio e vedevi l'amore di Dio inchiodato ad un legno, ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore. Padre Pio, aiutaci a piangere davanti alla croce, aiutaci a credere davanti all'amore, aiutaci a sentire la messa come pianto di Dio. Aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace, aiutaci ad essere cristiani con le ferite che versano sangue di carità fedele e silenziosa, come le ferite di Dio. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata per intercessione di San Pio da Pietrelcina. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità. E per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati e chiediamo aiuto a San Pio da Pietrelcina. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Per gli iscritti al canale preghiamo insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per la pace nel mondo e per la fine delle guerre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i gruppi di preghiera e cenacoli. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i pellegrini e per tutti i santuari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti coloro che vivono soli e maltrattati. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Affidiamo, fratelli e sorelle, a San Pio da Pietrelcina tutte queste nostre intenzioni e quelle che avete scritto. San Pio da Pietrelcina, affidiamo a te queste preghiere del mattino e tutte le nostre intenzioni. Intercedi per tutti noi presso il nostro Gesù, affinché tramite la tua intercessione possiamo essere esauditi. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, al termine di queste preghiere del mattino vi dono la santa benedizione. Per intercessione di San Pio da Pietrelcina e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Auguro a tutti voi, fratelli e sorelle, di trascorrere una buona e santa giornata. Dio vi benedica tutti e San Pio da Pietrelcina vi possa guidare lungo questo giorno. Pace e bene, Ave Maria, Laudetur Jesus Christus. Vieni in noi, Spirito d'amore. Vieni in noi, Spirito d'amore. Vieni in noi, Spirito d'amore. Tu sei sapienza, sei intelletto, sei consiglio, sei fortezza, sei scienza, sei pietà, sei timore di Dio. Vieni in noi, scendi in noi, Spirito d'amore. Vieni in noi, scendi in noi, Spirito d'amore. Vieni in noi, scendi in noi, Spirito d'amore. Riempici, donaci la forza, donaci la pace. Vieni in noi, Spirito Santo, donaci l'amore, donaci la gioia. Battezza tutti con la tua potenza, rendici fratelli. Vieni in noi, scendi in noi, Spirito d'amore.
Pensiero di Padre Pio di oggi. La gioia fraterna è il riflesso dell'amore di Dio che brilla nei cuori uniti nella fede e nell'affetto. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Come ogni venerdì vogliamo pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere momenti di difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone XIV. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre mio, se è possibile passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Con Maria, donna forte nella prova, chiediamo al Padre che non permetta che cadiamo nella tentazione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come a noi perdoniamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù alla colonna. Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Con Maria, donna dal cuore trafitto, preghiamo il Padre di saper accogliere il mistero del dolore nella nostra vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù. Con Maria, donna forte e coraggiosa nella passione del Figlio, chiediamo al Padre di appassionarci all'edificazione del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Con Maria, donna forte e coraggiosa sulla via del Calvario, chiediamo al Padre il coraggio e la forza di camminare con la nostra croce dietro a Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Gesù gridò con voce forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Con Maria, donna forte e coraggiosa ai piedi della croce, preghiamo il Padre per i tanti crocifissi che ancora oggi affollano la storia dell'umanità.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus,
exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. O Maria, che sei apparsa a Bernadette, qui nella nicchia della grotta di Massabielle, umilmente ci rivolgiamo a te. Tu hai chiesto a Bernadette di scavare la terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori. Lava ogni traccia di fango che può imbrattare la nostra vita con l'acqua viva che è la parola del tuo Figlio. Tu che hai guardato la piccola Bernadette come una persona guarda un'altra persona, riconoscendole dignità e valore, accogli ognuno di noi che qui a Massabielle viene per sperimentare la misericordia di Dio e la tua protezione, e fondi su di noi la grazia della tua pace. Noi ti preghiamo per i peccatori e riponiamo in te la nostra fiducia. Guidaci sui cammini della pace, del perdono e della riconciliazione. Sii consolazione per i malati e i sofferenti e sostieni nei momenti della prova e del dubbio. O Maria, tu che ci riveli la luce del cielo, apri il nostro cuore all'accoglienza piena del tuo Figlio Gesù. Ti preghiamo, accompagnaci e proteggici. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Buongiorno a tutti, venerdì 18 luglio, un brano famoso quello di Legione. Perché questo brano ci mette anche un po' l'ansia, con questa scena apocalittica di questi demoni che vanno nei porci. I porci si buttano nel mare e muoiono tutti. Però ci racconta cosa fa il male nella nostra vita. Il male è questo, distrugge la nostra esistenza. Toglie tutto ciò che è bello.
Noi lo scegliamo perché ci sembra più bello, ma poi ci troviamo ingannati e ci accorgiamo che la nostra vita è diventata più povera, più triste, più buia. Penso che l'abbiamo sperimentato tante volte, abbiamo scelto il male, ci sembrava più promettente. E poi il deserto è entrato nel nostro cuore e intorno a noi e ci siamo sentiti soli, scorreggiati, sconfitti. Ecco, mi sembra che questa pagina ci dica non scegliere il male, perché il male ti fa male, ti distrugge. Scegli il bene, perché il bene ti fa bene. Buona giornata. Ciao ragazzi, bentornati a Caro Gesù. Oggi puntata dedicata ai primi cristiani. Faremo un viaggio indietro nella storia, scopriremo chi erano i primi cristiani, come vivevano, se pregavano insieme, se c'erano le chiese. Ma prima di farlo do il benvenuto a questi bellissimi ragazzi e ragazze in studio. Ben trovati. Allora, parliamo dei primi cristiani, ma per parlare dei primi cristiani dobbiamo prima partire e capire quando e come è iniziata la Chiesa, cioè come è nata la Chiesa. Qual è il momento in cui noi possiamo dire «Oh, la Chiesa finalmente è nata»? A Pasqua? A Pasqua, 50 giorni dopo, festeggiamo la Pentecoste. La Pentecoste, benissimo. Questa festa che ricorda la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli riuniti nel cenacolo. E grazie allo Spirito Santo la Chiesa nasce, perché all'inizio, cari ragazzi, i primi cristiani, vedete, avevano paura di andare in giro in tutto il mondo ad annunciare il Vangelo. Perché? Perché avevano visto come avevano trattato Gesù, morto sulla croce, e dicevano, beh, allora se il nostro maestro ha fatto questa fine, quanto più noi. Allora hanno avuto bisogno di prendere forza dallo Spirito Santo per andare in tutto il mondo, chi è andato in Spagna, chi in Portogallo, chi in Asia, chi in Egitto, e qualcuno è andato anche a Roma. Tipo, c'è stato un apostolo che è andato a Roma a predicare il Vangelo, che è anche il patrono di questa città. Inizia con la P. San Pietro? San Pietro, esatto, che poi arriverà anche San Paolo, no? I due protettori della città di Roma. Bene, allora, la Chiesa inizia con Pentecoste, quindi sono pieni di Spirito Santo i primi cristiani, e secondo voi pregavano tutti quanti da soli o si riunivano in grandi gruppi e pregavano insieme? Si riunivano in grandi gruppi. Esatto, nelle cosiddette Domus Ecclesiae, questi due termini latini che significano case dell'assemblea. Dovete immaginare che all'inizio non c'erano chiese come le conosciamo noi oggi, quindi i cristiani si riunivano a casa di qualcuno, bravissimo, a pregare, e mettevano in comunione tutto quanto quello che avevano, quindi anche i soldi o per esempio il raccolto della giornata, del cibo, suonavano e cantavano insieme e tutti quanti erano in armonia. Però, cari ragazzi, man mano che il cristianesimo si diffonde e arriva a Roma, ma a Roma c'erano degli imperatori a cui il cristianesimo non stava tanto simpatico. Perché? Il cristianesimo è una religione di libertà e al tempo a Roma l'imperatore voleva essere pregato come un dio. E ce ne andiamo al tempo di Nerone. Tanto tempo fa, nel 64 d.C., scoppia un grande incendio. Nerone si trovava, guardate un po', ad Anzio, nella sua villa, viene informato di questo e gli dicono: Nerone, Roma sta andando a fuoco, è quasi totalmente distrutta. L'imperatore torna di corsa nella capitale dell'impero romano, la vede tutte queste macerie e prende questa scusa per dire: diamo la colpa ai cristiani, questo gruppo di persone che fa un po' come gli pare, non prega i nostri dei, le nostre divinità. Così, cari ragazzi, nel 64 d.C. iniziano questo periodo lunghissimo di persecuzioni che sono durati quasi 3 secoli, 300 anni. Tanti imperatori si sono succeduti e hanno iniziato a mettere in carcere e uccidere i cristiani, così che i nostri antenati cristiani hanno deciso di pregare nel segreto e hanno costruito
le catacombe. Guardate un po', si riunivano di notte con la lanterna e scavavano questi lunghi tunnel, guardate un po', nel tufo, nella roccia sottoterra, per pregare. Vedete qui ci sono questi 4 cristiani che entrano nella catacomba, alcuni per esempio decidevano di farsi battezzare e quando alcuni soldati incontravano dei cristiani, alcuni venivano purtroppo uccisi. E sapete come si chiamano quei cristiani che venivano uccisi dai romani? I martiri. I martiri, bravissimo. Secondo te chi sono i martiri? Sono coloro che sono morti e sono andati da Gesù. Hanno preferito non rinnegare la propria fede in Gesù piuttosto che salvare la propria vita. E allora hanno detto, la mia vita la posso donare a Gesù e quindi preferisco essere ucciso. Abbiamo tanti esempi di martiri. Prima citavamo San Pietro. Vi ricordate? San Pietro è un grandissimo martire, San Paolo anche. Ma voi lo sapete il primo martire della storia chi è? Sì. Santo Stefano. Santo Stefano, esatto. È morto lapidato, no? E adesso con voi voglio fare un gioco. Appariranno sul nostro qui in studio dei simboli che erano presenti nelle catacombe tanto tempo fa. Voi avete dei cartellini su cui ci sono scritte delle descrizioni relative a questi simboli che voi vedete. Voi, adesso vi faccio vedere il primo, chi pensa di avere la descrizione giusta legge il cartellino. Va bene? Pronti? Primo simbolo. Questo qua è il simbolo di un pesce ed era presente nelle catacombe. Secondo voi chi è che ha la descrizione giusta? Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore. Esatto. Allora, dovete sapere che al tempo si parlava anche un po' di greco. Pesce in greco si dice ictius e ogni lettera di questo termine i primi cristiani la immaginavano come l'iniziale di una parola e quindi veniva fuori Gesù Cristo, figlio di Dio e Salvatore. Ecco perché disegnavano un pesce nelle catacombe. Prossimo simbolo. Questo è il simbolo dell'ancora. Chi è che la pensa di avere la descrizione giusta? Io penso che è la speranza nel Signore, stabilità della fede. Vedete, così come tiene salda la barca nel mare, così rappresenta la nostra fede in Gesù risorto, la nostra speranza che un giorno andremo con Lui in paradiso e saremo sempre felici. Prossimo simbolo. Qui siamo nell'impero romano, è un simbolo che un imperatore tanto tempo fa, Costantino, ha preso dai primi cristiani e ha messo dentro questo stendardo. Secondo me le prime 2 lettere del nome di Cristo in greco. Vedete che c'è la chi, quella specie di X, e Rho, quell'altra lettera, che oggi noi diremo P, messe una sopra l'altra. Sono le prime 2 lettere, esatto, del nome di Cristo in greco, che si dice Christos. Molto bene, prossimo simbolo. Questo è facile, vediamo un po'. Sì? Gesù che guida e protegge il suo gregge. Bravissimo! Così come fa un buon pastore con le proprie pecorelle, così Gesù si prende cura di noi, della nostra anima, come un buon pastore. L'ultimo simbolo, questo è facile, è il simbolo della barca, è rimasto solo quello. Rappresenta la Chiesa che naviga verso il regno di Dio. La Chiesa siamo tutti noi che navighiamo con Gesù e siamo diretti verso il regno di Dio, cioè verso il paradiso, nella comunione con Gesù, che già inizia su questa terra. E allora, cari ragazzi, c'è già aria d'estate, si va al mare, al lago, ma Giovanni dove sarà andato con i suoi scout? Vediamole insieme. E noi ragazzi diamo appuntamento agli amici che ci seguono da casa alla prossima settimana, va bene? Ciao!
Siamo all'interno del santuario dedicato a Suor Giuseppina Bakhita, la santa di Schio. È molto emozionante raccontare la sua storia in pochissime parole, perché in realtà anche la Chiesa merita tanto. Gli scledenzi la chiamano affettuosamente da sempre Madre Moretta, perché infatti lei veniva dal Sudan, è morta nel 1947 e all'inizio faceva parte di un istituto della carità e poi è entrata a far parte delle Canossiane. Difatti questa a Schio è detta anche la Chiesa delle Canossiane, perché c'è una scuola molto importante e tutta questa storia nacque da una scuola per bambini. Questa piccola chiesa neoclassica è stata progettata da Bartolomeo Folladore ed ha una struttura interessante perché è a pianta centrale come il Pantheon di Roma, ma anche come tante meravigliose opere d'arte di Palladio, che non a caso siamo sul suo territorio. Però quello che si sente subito è l'atmosfera avvolgente e rasserenante di questo piccolo santuario, un piccolo gioiello a Schio, arricchito anche dalla presenza delle spoglie di Madre Giuseppina Bakhita, che tra l'altro sono proprio raffigurate molto belle, con un calco prezioso di una scultura. La chiesa che vediamo oggi fu cominciata nel 1853 e finita nel 1901, tantissimi anni, ma l'hanno fatta bene. Anche alcuni artisti hanno partecipato importanti, come per esempio Romano Cremasco, che è autore della bellissima Pietà, di tipo quasi un po' asburgico o strungarico, perché il Cristo stava tagliato. E poi ci sono le Vie Crucis di Guido Cremasco, da vedere sono anche i 4 elementi monocromi di Giuseppe Mincato dedicati alle storie della Sacra Famiglia. Con Madre Bakhita conosciamo anche un pezzettino di storia, perché la sua vita è una storia straordinaria. Qui si può conoscere bene attraverso le fotografie, ma anche l'esposizione permanente. E comunque è clamoroso, oggi non potremmo mai pensare che una fanciulla in Africa venga rapita per diventare una schiava. E ci fa molto orgoglio pensare che un console italiano invece poi la compra per portarla in Italia. È talmente amata da tutti coloro che hanno a che fare con lei fa anche la bambinaia, che vorrebbero adottarla, ma qualsiasi altra vita a lei non interessa. Lei ha l'illuminazione, ha l'ispirazione, ha la vocazione e quindi in questa mostra possiamo seguire tutte le tappe di questo viaggio che l'ha portata poi a Schio alle Canossiane. E magari sarebbe contenta Madre Bakhita di sapere che ci facciamo anche un giro nella geografia grazie alla sua Africa, che è tanto rappresentata in questa mostra permanente a partire dal villaggio di Olgassa dove lei è nata, però poi nel tempo e nello spazio si arriva alla ricostruzione della sua camera da letto. Lei parlava anche il dialetto, parlava come noi e Dio lo chiamava il Paron e così proprio si familiarizzava certamente molto fin da allora con lo spirito di questa città che ama, sdrammatizzare, ama il sorriso e ama anche la spiritualità. Quello che non c'è bisogno di dire perché si sente, si sa quanto Schio vuole bene a Madre Giuseppina Bakhita, Madre Moretta, che è stata un esempio di liberazione e di integrazione e di coraggio. E questi argomenti oggigiorno sono di grande attualità e non è male ricordarseli attraverso questa bella figura di donna e di santa. Che ne dite?